Stava tranquillamente giocando un bimbo di 9 mesi quando è diventato improvvisamente cianotico. La mamma ha subito chiamato il 118. L'operatore del SUEM, capita la gravità della situazione, ha guidato subito la donna a praticare le manovre di disostruzione pediatrica. A quel punto l'infermiere ha capito subito che si trattava di un'ostruzione delle vie aeree dal corpo estraneo, quindi ha fornito alla mamma le istruzioni per eseguire la manovra di disostruzione delle vie aeree, quindi con 5 colpi tra le scapole, poi una rotazione del bambino sempre con la testa inclinata verso il basso e delle compressioni toraciche, ma già con le compressioni dorsali il corpo estraneo è stato rimosso e quindi il bambino ha ripreso a respirare. L'infermiere è stato veramente molto bravo ed è formato, quindi come tutto il personale, a fornire istruzioni per arrivo anche su questo tipo di problematica. Il piccolo aveva ingerito accidentalmente un gioco in casa e non riusciva più a respirare. Grazie al sanitario e alla madre, però, è riuscito a liberarsi. Quando il mezzo del 118 è giunto sul posto, il bambino respirava già autonomamente ed era fuori pericolo di vita. Anche il presidente della regione, Alberto Stefani, ha voluto complimentarsi con l'infermiere Gianluca Trevisan e con tutto il team del SUEN 118 dell'azienda ospedaliera di Padova.